sentito urla dalla parte in fondo verso il municipio e poi c'era una folla di gente, quindi non è che abbia visto chiaro, però ho notato due persone con un tavolo e le sedie, ho visto una sedia volare. In un secondo momento c'era davanti, sempre verso il municipio, un po' di gente, io ne ho visto anche uno che aveva un bastone, sì, questo. Stava prendendo l'ordine a un tavolino del plateatico del bar di cui è titolare quando dal nulla clienti e altri gestori della zona si sono trovati di fronte a una violenta rissa nel centro di Via Palazzo. Non erano nemmeno le 23 quando un gruppo di ragazzi stranieri ha cominciato a litigare brandendo e lanciando tavoli e sedie. Poco dopo è arrivato qualcuno armato di spranga. Immediata la chiamata dei titolari e le forze dell'ordine arrivate sul posto tempestivamente. Allarmati abbiamo chiamato, abbiamo sentito, insomma, ci siamo sentiti anche in dovere di farlo anche nei confronti dei clienti che comunque erano qua da noi a bere, che hanno tutto il diritto di stare sicuri. C'è anche un rischio per l'incolumità delle persone, oltre che nostra, soprattutto dei clienti, ma anche di passanti. Abbiamo visto un cambiamento, prima era una via sempre frequentata molto, però tranquilla nel rispetto del vicinato e delle altre attività, degli altri esercenti. Da un paio d'anni a questa parte diciamo che ci sono stati svariati episodi di risse e frequentazioni un po' particolari. C'è preoccupazione, ma anche sconforto da parte di alcuni gestori dei locali di Via Palazzo che lamentano infatti da tempo una mala gestione dei clienti, attività che svolgono il proprio lavoro ma che attirano un certo tipo di clientela che, lo dimostrano infatti spesso, sfocia in tensioni, risse e aggressioni appena a 2 passi dal municipio.